Ciao a tutti amici di Mattoscacco, oggi vi porto una partita giocata pochi giorni fa all'interno del FIDE Swiss Grand Prix. Quindi si parla del torneo, uno dei tornei più importanti al mondo, uno dei tornei più importanti di quest'anno, dove i primi due giocatori di un torneo con 100 partecipanti si qualificano direttamente per il torneo dei candidati. Quindi ci sono nomi molto noti come Caruana, Firouzja e molti altri. La prima partita che vi propongo di questo torneo è proprio tra Firouzja e il grande maestro Abbasov dell'Azerbaijan, che è andata così, quindi E4, E5, cavallo F3, cavallo F6, siamo nel pieno dell'apertura russa e magari qualcuno ha sentito dire l'apertura russa è pattaiola, l'apertura russa non la gioca nessuno. Ok, mettiamoci nei panni del giocatore con il nero. Se l'apertura russa, e io sono d'accordo con questa affermazione, è un'apertura che tende a raggiungere posizioni molto equilibrate, e il nero che ha 2630 e si trova di fronte all'Ireja Firouzja che ha quasi 2800 punti, è più che giustificato nella scelta di questa apertura. Firouzja non gioca la linea principale sarebbe io catturo al centro, il mio avversario spinge il pedone, io torno indietro e poi alla fine si otterrà una posizione molto simmetrica dove sarà difficile ottenere un vantaggio. All'Ireja Firouzja da bianco decide qui di giocare D4, quindi creare un piccolo squilibrio che riguarda la struttura pedonale che avremo tra qualche mossa, in cui il nero cattura in E4, il bianco cattura in E5. Per adesso si ha un piccolissimo vantaggio di spazio da parte del bianco perché ha superato la metà scacchiera, e dunque D5 da parte di Abbasov. Il problema del bianco potremmo dire che è questo cavallo in E4, perché il bianco ha un pedone lì nella metà scacchiera avversaria, però questo cavallo in E4 comunque sia da un po' di noia. Facilmente si potrebbe coordinare con un alfiere che da C5 insieme al cavallo daranno fastidio su F2, così come più avanti magari dopo aver arroccato spingere in F6 per aprire la colonna F e giustificare dunque un cavallo in E4 che dà fastidio proprio sulla casa F2. Cavallo D2 è la migliore soluzione a questo problema, la mossa immediata vuole rimuovere quel cavallo, dunque alfiere 7 e quindi il cambio del fortissimo cavallo nero centrale. E dopo il cambio il bianco dunque cattura, il nero riprende, cambio delle donne e si entra in questo finale dove chi è che sta meglio? E qui direi che sta leggermente meglio il bianco. È vero che entrambi abbiamo un pedone nella metà scacchiera avversaria, però come vedete questo alfiere in D8 non sta benissimo. Ci sono delle similitudini nella famosissima variante di Berlino della spagnola in cui il gioco del bianco è provare a limitare questo alfiere di case bianche e limitare proprio tutti i pezzi avversari. In quel caso diciamo saremo in presenza di pedoni doppiati sulla colonna C. Qui non ci sono quei pedoni, però siamo certi che il bianco sta leggermente meglio o comunque sia un gioco più facile per questo cavallo che potrebbe facilmente saltellare sia a destra che a sinistra. Cosa importante, controlla anche un'ottima casa di sviluppo dell'alfiere bianco. Cavallo D7 da parte del nero, dunque alfiere F4 difendo il pedone che era stato appena attaccato e sul cavallo C5 arrocco lungo. La partita prosegue, C6, mossa necessaria perché l'intenzione del bianco a volte è saltare in B5 e se il mio cavallo si trova in B5 a quel punto il nero non può far C6, altrimenti il mio cavallo salterebbe facilmente in questa casa D6, casa di avamposto che mi darà tanto spazio. La partita quindi prosegue verso questo percorso, C6 sulla scacchiera, alfiere C4 e alfiere C4 mossa furba perché per certi versi sviluppa un pezzo, porta i propri pezzi verso il re avversario e lascia libera la torre che da qui potrebbe dare un po' di noia al pedone centrale. Tra l'altro questo pedone centrale in questo momento è difeso da un cavallo che potrebbe essere facilmente rimosso nel giro di qualche mossa. Alfiere 7 giocata, torre 1 e quindi A5 da parte del nero. L'idea è fissare il fortissimo cavallo in C5. La partita prosegue con una manovra molto bella da parte del bianco ed è questa qui. Dicevo qualche minuto fa che una delle idee principali del bianco è limitare l'attività all'azione dell'alfiere di case bianche. Dunque F5 ed E6 sono comunque case controllate dal proprio cavallo e H3 serve per evitare queste manovre. Quindi la prossima potrebbe essere G4 per prendere spazio
e cercare di comprimere appunto quell'alfiere. Un alfiere in D7 potrebbe essere uno sviluppo accettabile, se non fosse che questo alfiere in D7 poi sarà retto dalla difesa di questo cavallo, che è molto facile da rimuovere. Se il bianco volesse, questo cavallo C5 lo rimuoverà semplicemente con cavallo B3. La partita continua, H5, adesso vedete quanto è profondo il gioco del bianco. Il nero ha un problema, il problema principale si chiama pedoni in E4. Il nero ha un problema di spazio, di armonia dei propri pezzi, e se vi accorgete che il vostro avversario poi di fatto spinge i pedoni laterali in questo modo con il re al centro, significa che è come che se stesse passando la mossa all'avversario. Cerchiamo di capire cosa voglia fare il bianco, perché magari quando farà una mossa peggiorerà l'azione di qualche pezzo. Il bianco da parte sua gioca questa posizione che è molto simpatica. Ai pedoni sulla quinta, quindi in quinta traversa del nero, corrispondono questi due pedoni sulla terza. Qual è l'idea? Probabilmente da un lato voglio fare B4, dall'altro voglio fare G4 per prendere spazio. Alfiere D7 giocata, Re B1, mossa sempre logica, quando arcate lungo Re B1 andrà sempre bene. B5 per prendere spazio, e adesso tra qualche mossa vi sorprenderà il gioco fantastico di Liria Firugia. Arrocco corto, domanda per tutti, magari chi vuole può mettere in pausa il video, quali sono le debolezze in questo momento da parte del nero. Senz'altro l'attenzione potrebbe andare su questi pezzi. Come vedete, questi pezzi, sicuramente l'alfiere in E7 non è difeso, l'alfiere in D7 è difeso, ma difeso da qualcuno che può essere rimosso facilmente. E qui dopo arrocco corto la mossa di Firugia sorprende, perché Firugia in questo momento fa la mossa che nessuno si aspetterebbe, o comunque sia potrebbe venire in mente dopo un calcolo approfondito, e la mossa è questa, G4. G4, come vedete, è attaccato due volte, però l'idea del bianco è tutt'altra, perché questo pedone viene catturato una volta, il bianco riprende, e adesso il bianco è soddisfatto perché comunque si troverà con la colonna H libera. Su alfiere per G4, che è stata la mossa della partita, c'è un'intermedia molto bella che è cavallo cattura. Cosa accadrebbe adesso se l'alfiere cattura la torre? Il cavallo cattura l'alfiere in E7, scacco re, e quando lo si sposta, torre in H1 crea il matto, crea il famoso matto di Anastasia, coordinazione cavallo-torre contro il re avversario. Questo è scacco matto, alfiere H5 obbligata, però come vedete torre per H5 porta il matto. Quindi questa cavallo per C6 è un'intermedia molto forte, perché attacca un pezzo non difeso, ma cerca anche di limitare, di portare i pezzi sul lato di donna e scordinare i pezzi avversari. La partita quindi continua, torre 8, torre 4, e la minaccia è nuovamente la vittoria in una mossa, perché la minaccia è cavallo per E7 e torre per C5. Torre C8 da parte del giocatore con il nero. Torre C8 da parte del giocatore con il nero è la minaccia o meglio, la minaccia del nero è facile, è l'immediato attacco sul cavallo, però guardate quanto è bella questa sequenza di mosse. Il cavallo salta all'ina 7, attacca la torre e attacca B5, quindi un piccolo doppio. Torre A8 serve per guadagnare un tempo, il cavallo prende B5 e anche da qui si guadagna un altro tempo, perché la minaccia è nuovamente il doppio. La torre va in B8, ok, le idee sono chiare, sono tattiche, cerchiamo un controgioco, da nero stiamo peggio, devo attaccare quanto prima il mio avversario, o almeno provarci, quindi mettere una torre in B8 e poi provare a raddoppiare è senz'altro un buon piano. Il cavallo, nuova mossa consecutiva, cavallo C7 attacca la torre, che andrà in A7, in partita è andata proprio così, e adesso nuovamente la stessa domanda che ho posto prima: quali sono i pezzi indifesi e le debolezze del vostro avversario? Come vedete, questo non è difeso, questo non è difeso, questa non è difesa e anche questa non è difesa. Ci sono ben 4 pezzi non difesi. Questo significa che con un po' di attenzione posso cercare di trovare un piano che riesca ad attaccarli tutti quanti. E6 è la risposta. E6 libera la traiettoria del proprio alfiere lungo la torre, e cosa importante, prepara anche
un po' cioè sta cercando anche di creare un po' di iniziativa lungo questa diagonale, perché il bianco vuole cercare di aprire anche questa diagonale. Torre B7 giocata in partita, pedone per F7 scacco, e re per F7 da escludere perché semplicemente torre per C5 scacco di scoperta, l'alfiere in A2 silenzioso attacca il re del nero. E allora re F8 è una mossa forzata. Ma facciamo attenzione adesso a come concretizza questo vantaggio Firuja. Stavo dicendo Caruana, però anche Caruana ha fatto una splendida partita. Firuja decide di giocare alfiere 5, mossa difensiva, ma anche offensiva perché controlliamo una casa vicina al re del mio avversario. Cavallo di 7 giocata, e a questo punto il sacrificio di qualità è veramente bello perché dopo alfiere per D7 torre H1 e costringe il nero ad abbandonare. Per quale motivo? La minaccia è in una ed è il matto qui, lì in fondo. E se questo alfiere si spostasse e qualcuno dirà beh, ho alfiere per A3 comunque sia creo la via di fuga, e la conclusione è comunque pressoché immediata perché arriverà lo scacco, il re si sposta, scacco di nuovo al centro, scoperta, come vedete adesso abbiamo due pezzi coordinati su B8, eliminata la torre in B8 probabilmente con la torre bianca, quindi torre bianca per B8, e la posizione è assolutamente sotto controllo, il bianco avrà un pezzo in più e quindi la vittoria è molto facile. Rivediamola. Dunque, apertura russa per Firuja al primo turno del FIDE Swiss Grand Prix, dove i primi due classificati accedono al turno dei candidati. Quindi apertura russa, D5 abbiamo detto che il cavallo in E4 è il pezzo più forte, quindi cavallo D2 la mossa logica, vuole cambiarlo, alfiere 7, cambio del cavallo in E4 e quindi qui ci si gioca il finale. Il cavallo in D4 del bianco sta molto bene e i pezzi del nero come vedete sono lì tutti sulla prima traversa, però coordinati in modo molto, molto strano. Cavallo D7, alfiere F4, difendo il pedone che era stato appena attaccato, cavallo C5, arrocco lungo e dopo C6 alfiere C4. Lo sviluppo del bianco sembra qui molto armonico. Alfiere 7 giocata e torre 1 vincola il cavallo nero lì alla difesa del pedone centrale. A5 sulla scacchiera, H3 prendo spazio prima sul lato di re e poi sul lato di donna, e l'idea, come si diceva prima, è fare o B4 o G4. Alfiere D7 giocata, re B1, che quando arroccate non guasterà mai la vostra posizione, alfiere 2 e a questo punto G4 sulla scacchiera. L'idea è tattica, cercare di raddoppiare le torri sulla colonna H. Dopo alfiere per G4, cavallo per C6, un'intermedia veramente affascinante. Si minaccia matto, quindi la torre in D1 è difesa per la minaccia di matto. Torre 8 difende l'alfiere, torre D5 minaccia il cavallo, cattura in E7. La partita dunque prosegue e come vedete queste tre mosse consecutive di cavallo danno al bianco una fortissima iniziativa. E iniziativa che si conclude e si realizza con la spinta del pedone in E6. Pedone per F7, il re non può catturare, re F8, alfiere 5 difende, attacca e dopo cavallo D7 lo splendido sacrificio di qualità porta alla mossa torre H1 dove il nero si arrende. Ok, spero che questa partita vi sia piaciuta, ci sono tantissime partite interessanti, ne proporrò anche altre di questo splendido torneo. E appuntamento al prossimo video, come sempre vi invito a seguire i social. Se c'è qualche partita in particolare che vorreste commentata, scrivetela nei commenti. A presto! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!